Grazie Mimmo della linea, ci troviamo all'agriturismo La Cascina di Mestre, ospiti dell'agrichef Diego Scaramuzza, che è anche presidente nazionale di Terra Nostra di Coldiretti. Con noi anche Marco Gueric di Faverghera del Nevegalla, anche lui agrichef. Davanti a noi un tavolo coloratissimo di materie prime animali e vegetali trasformate abilmente e che invogliano solo a vederle. Io chiederei subito a Diego quando nasce e come il suo impegno in Terra Nostra e poi di raccontarci i piatti, come sono stati preparati. L'esperienza in Terra Nostra è iniziata 28 anni fa, quando abbiamo aperto questo agriturismo rilevando l'azienda agricola della nonna. Io vengo comunque dalla cucina tradizionale dei ristoranti poi di Venezia, ho fatto la scuola alberghiera, poi ho scelto l'avventura nel mondo agricolo, nell'azienda agricola e poi aprire un agriturismo e poi l'incarico di Terra Nostra regionale e poi è arrivato anche a Terra Nostra nazionale dove rappresentiamo il vero agriturismo italiano di Coldiretti. Parliamo un po' dei piatti, di questa biodiversità del territorio veneto fatta con prodotti che arrivano da questo territorio, che arrivano anche da aziende agricole, per cui questo valore aggiunto dell'agricoltura, della qualità del prodotto che è il principe su questo tavolo. I piatti sono semplici, proprio per valorizzare i prodotti del territorio, non abbiamo cercato di trasformarli tanto perché secondo me la semplicità del prodotto, la semplicità della ricetta dà valore al prodotto di partenza. Partiamo da queste meravigliose cozze di scardovari che abbiamo semplicemente saltato, come fa tradizione la cucina veneziana veneta, sono saltate in padella solo con un po' di aglio e un goccio di vino bianco e le serviamo con un crostone di pane, per poi passare all'asparago verde montine, un asparago verde del Veneto servito tradizionalmente con le uova di gallina sode, i uovi e asparagi si diceva dalle nostre parti. La gallina di Polverara bollita, classico bollito tradizionale in Veneto, non può mancare nella cucina, lo troviamo in varie province della regione Veneto. In questo caso la gallina di Polverara è stata bollita in maniera classica, la serviamo con 2 grani di sale grosso e l'abbiamo abbinata al carciofo violetto di Sant'Erasmo del consorzio del carciofo violetto. Questo carciofo meraviglioso che prima sono castraure, poi li chiamiamo bottoli in base al periodo di maturazione e si coltivano solo nell'isola di Sant'Erasmo. L'anatra germanata del Veneto con le ciliegie di Verona, un abbinamento particolare. Il gusto forte dell'anatra viene alleggerito dalla acidità dalle ciliegie di Verona. Gnocchi con la patata di Gua, una patata dalla buccia rossa ma dal cuore bianco, ci permette di fare questi meravigliosi gnocchi che abbiamo servito con un morlacco del Grappa. Anche qui un sapore di un profumo di un formaggio intenso che sa di malga, che sa di montagna. E poi io vado in un piatto della nostra tradizione veneziana, i risi e bisi. Quel riso nano, vialone IGP del territorio che si affoga in una montagna di piselli di baone. Questi piselli dal baccello piccolo con tanti piselli all'interno, dolcissimi, morbidi. Noi usiamo anche il baccello per fare il brodo di cottura della risi e bisi. Ricordiamoci però che il risi e bisi è una minestra, non è un risotto, si fa nella cucina veneziana tradizionale da tantissimi secoli perché fa parte di questa cultura. E poi lascio la parola a Marco perché secondo me arrivando da quel territorio lo sa raccontare sicuramente molto meglio di me di questo meraviglioso agnello. Grazie mille Diego per questo incarico così di presentazione dell'agnello, agnello che si può dire di casa nel mio agriturismo in Nevegal perché io arrivo proprio dall'Alpago, terra nativa di questo agnello e della pecora alpagota che grazie a Veneto Agricoltura si sta anche cercando di recuperare e rivalorizzare. Un agnello semplicissimo fatto al forno con un po' di cipolla e accompagnato dall'immancabile polenta, in questo caso una polenta di bianco perla e niente, un piatto semplice che però profuma di territorio, delle erbe dei pascoli dell'Alpago e che ti riempie il palato di profumi che sanno di casa, ecco, per questo è un piatto che in agriturismo da me non può mancare mai. Grazie Marco, hai raccontato in maniera meravigliosa questo agnello che profuma già solo dal racconto di questo territorio meraviglioso che è anche l'Alpago. Però una riflessione, un passaggio lo facciamo su questi meravigliosi prodotti della biodiversità del Veneto. Sono prodotti che sono stati riscoperti, qualcuno ha anche rimesso in produzione, sono nicchie di prodotti di mercato che i nostri agricoltori con tanta difficoltà producono durante tutto l'anno e permettono che poi possano essere cucinati dagli agrichef, dai cuochi, negli agriturismi o nei ristoranti del Veneto, perché questo è il valore della cucina veneta e viene dato proprio dalla particolarità, dalla
semplicità di questi prodotti, e poi la dobbiamo esaltare con la cucina tradizionale veneta. Chi viene in Veneto vuole mangiare assolutamente veneto. E adesso lascio la parola a Omar Mison, perché credo sia arrivato il momento del vino. Continuiamo il nostro viaggio nella biodiversità del Veneto e non potevamo non parlare dei vitigni autoctoni che tanto stanno dando ai nostri calici nel mondo. Abbiamo selezionato alcuni campioni e abbiamo con noi la Pinella, la Boschera, abbiamo la Dorona, abbiamo la Turchetta, abbiamo la Pavana, abbiamo il Gruaio e abbiamo la Dindarella. E con noi Giampaolo Breda, che è formatore, docente, sommelier dell'Ais Veneto, che ha voluto celebrare questa giornata dedicata alla biodiversità con una presentazione dei vitigni, delle aziende e una degustazione. Sì. Allora, partiamo con la prima provincia, siamo a Padova e rappresentiamo questo vitigno autoctono raro che è la Pinella. Il vino si chiama Pinello, ma in realtà vediamo un attimo la storia di quest'uva. L'origine è croata, quindi la troviamo nell'isola di Rab in Croazia, è presente dall'alto medioevo in questa zona comunque del Padovano, dove nella fattispecie oggi con questa tipologia prodotta dalla cantina dei Colli Eugani e Avò andiamo a produrre le uve proprio nel parco naturale dei Colli Eugani. Quindi un prodotto particolare che in questa versione lo vediamo con la presenza di bollicine carbonica, quindi è una tipologia frizzante, si presenta con una grande lucentezza dal punto di vista visivo e dal punto di vista olfattivo ha un profilo leggermente aromatico con dei ricordi di pesca bianca, dei ricordi anche di erbe aromatiche. Molto piacevole, molta gioventù traspare in questo profilo olfattivo. L'assaggio è secco, non c'è una grandissima struttura, nemmeno questa grandissima lunghezza gustativa, ma questa tipologia di vino con quest'uva gioca sulla semplicità, una semplicità nella beva, nel sorso e una semplicità anche nell'abbinamento. Probabilmente in questa proposta della giornata l'abbinamento più adeguato potrebbe essere con l'asparago verde e con le uova. Bene, siamo a Treviso, andiamo a valorizzare un altro vitigno autoctono, stiamo parlando della Boschera. Un nome particolare, siamo nella zona dei Colli di Conegliano, in particolare un fazzoletto di terra fra Sarmede, Vittorio Veneto e Fregona. In realtà il nome deriva dal fatto che quest'uva veniva coltivata nelle vicinanze dei boschi, ecco perché Boschera. Nella fattispecie oggi abbiamo l'azienda Malibran che ci presenta un prodotto del territorio, quindi un'area vocata per la produzione non soltanto degli spumanti più noti, ma anche di prodotti quindi varietali e soprattutto rari da trovare. Quindi in questo caso abbiamo il 100 Guffi, un vino che si presenta con un bel giallo dorato di buona consistenza. Dal punto di vista olfattivo ci riporta su sensazioni di erbe aromatiche, il timo, la salvia, il frutto ricalca il mondo della nota agrumata, anche la buccia del cedro e una leggera nota floreale con cenni di fiori di camomilla e a tratti anche di tè. Il sorso è secco. La caratteristica di quest'uva ci porta in una sapidità importante, una sorta di mineralità che si ritrova anche al naso. È un vino che finalmente diventa protagonista, è stato gregario fino a poco tempo fa con grandi spumanti e con grandi vini passiti, quindi Malibran Boschera 100% uva autoctona. Siamo a Venezia. Raccontiamo di un'uva particolare, un'uva autoctona, si chiama Dorona o uva d'oro.
È un'uva che ci riporta alla Venezia nativa, quindi ancora prima dell'epoca della Serenissima. Siamo di fronte quindi a un prodotto che esisteva nelle isole di Venezia e che era fonte di sostegno, quindi a fianco all'agricoltura c'era la viticoltura. Oggi è diventato un punto di riferimento con l'azienda Venissa, ci troviamo a Mazzorbo, quindi con un prodotto particolare che vede nell'isola di Mazzorbo un ettaro di questo vitigno e con una però tecnica per la produzione singolare, perché Venezia giustamente non ci sono cantine sotterranee, quindi ecco che per il mantenimento della sanità, salubrità del vino stesso si va a ricercare nelle bucce quel sistema così di difesa, quegli antiossidanti, ed ecco che la caratteristica del Venusa, come anche del Venissa, entrambi vini dell'azienda a base di Dorona, avviene con una macerazione sulle bucce, quindi un'estrazione che vediamo anche dal colore. Un giallo oro antico di grande consistenza, anche vediamo nel movimento sul calice, decisamente singolare e oserei dire lagunare il profilo olfattivo, con note iodate di risacca, di alga, oltre al richiamo fruttato dell'albicocca e a tratti anche delle note mentolate. Il sorso è importante, secco, con degli sbuffi anche mielati, di grande progressione, di grande complessità. Decisamente la richiesta di questo vino è verso abbinamenti piuttosto strutturati, quindi lancio la sfida alla giornata di oggi per trovare quale può essere il piatto migliore. Allora, siamo a Rovigo e parliamo di un altro vitigno autoctono, raro, particolare. Di questo ne abbiamo soltanto 5 ettari. Siamo nel Basso Polesine, intorno ad Adria, ed in particolare oggi andremo a raccontare il vino di un'azienda, l'azienda di Emanuele Rigon, la Mainarda. Ricordiamo che quest'uva, la turchetta, è presente nel Basso Polesine da diversi anni, siamo già nel 1400-1500, il periodo in cui quest'uva, la turchetta, compare in questa zona. È un'uva particolare, resistente alle avversità, resistente anche ad un clima che spesso mette in difficoltà una viticoltura tradizionale, quindi resiste a questo freddo eccessivo a volte invernale, ma soprattutto al caldo afoso dell'estate, resistente anche alle avversità, ma non per questo è riuscita a sopravvivere a lungo, ecco, in quei 17-18 comuni della provincia di Rovigo in cui veniva coltivata. È stata sostituita da quelli che sono i vitigni internazionali francesi arrivati negli anni 70-80. Ma cosa ci troviamo sul calice oggi? Un vino giovane, lo vediamo già dal colore, quindi un rubino, ma ancora quasi con dei riflessi porpora, sembra che abbia una vita brevissima all'interno della bottiglia. Il movimento sul calice è piuttosto disinvolto, piuttosto semplice. Come anche di semplicità si racconta dal punto di vista del profilo olfattivo. Ecco che questa mora, questi mirtilli, questo lampone, queste fragoline di bosco, ma soprattutto questa nota vinosa che ci riporta alla cantina, al profumo del mosto della cantina, è proprio il messaggio che arriva prima di tutto. La semplicità la ritroviamo anche al palato, una freschezza dominante, un sorso che non ha una lunghezza infinita, ma del resto non è questo l'obiettivo della turchetta. Richiede probabilmente abbinamenti semplici, come rustico e semplice anche il messaggio della sua presenza in queste terre. La immagino bene alla festa del paese con la fetta di salame, la soppressa o la castagna. Siamo a Belluno. A Belluno abbiamo scovato un vitigno autoctono particolare, stiamo parlando della Pavana, quindi ci troviamo in una coltivazione sui 300-350 metri sul livello del mare, con tutti i vantaggi di cui possiamo godere
nella situazione della collina, quindi maggior ricchezza di note aromatiche, di profumi e quant'altro. Nella fattispecie oggi parliamo di Vanduia, quindi è la Pavana dell'azienda De Bacco, quindi due fratelli, Valentina e Marco De Bacco, impegnati per la valorizzazione del territorio in un vitigno presente dalla fine del Novecento nel territorio appunto del Feltrino. L'era del Bellunese qualche decina d'anni fa aveva grandissima produttività, si parla di più di 90.000 ettari, negli ultimi anni abbiamo qualche centinaia soltanto di ettari e molti di questi destinati alla valorizzazione del vitigno autoctono. Quindi Pavana, Vanduia con un colore rubino di buona trasparenza, il movimento sul calice denota una discreta struttura. I profumi dal punto di vista olfattivo sono delicati, su note fruttate, di marasca, di ciliegia, ma anche una nota floreale di rosa rossa. Arrivano poi delle sensazioni legate alla macchia mediterranea, alle erbe officinali, anche un ricordo di menta, quindi la foglia della menta. Quindi grande eleganza ritrovo in questo profilo olfattivo. Il sorso è secco, caldo, sontuoso, importante, rustico nel messaggio, con una lieve nota tannica che riesce probabilmente a contrastare anche gli abbinamenti più difficili, quelli con maggiore untuosità o anche maggiore struttura. In questo caso credo siamo andati a valorizzare una delle aree più difficili per quanto riguarda la viticoltura e soprattutto per la ricostruzione di questa varietà autoctona, la Pavana. Ora passiamo a Vicenza e andiamo a valorizzare un'altra uva, un altro vitigno autoctono. Siamo nell'area di Breganze, un'area particolarmente vocata per la produzione non soltanto di vitigni internazionali ma anche appunto di queste realtà tradizionali. Si parla di Gruaia come uva, Gruaio come vino, quindi una varietà presente a Breganze già nel 1400-1500. La leggenda narra di un grappolo veramente brutto e pare che la scomparsa di quest'uva sia dovuta proprio a questa sua fattezza. Foglia enorme, quasi il doppio di quella di un Cabernet per dire, e grappolo che non arriva alla piena maturazione, quindi rimangono sempre crudi, no? Cruaio, no? Sembra che il nome richiami proprio questo nome. Alcuni acidi non arrivano a maturazione e rimangono sempre verdi, quindi questa è la grande difficoltà. Poi ovviamente nella tecnica di cantina abbiamo un passaggio in cui le uve non vengono direttamente pressate, ma vengono lasciate appassire in un graticcio, in un locale areato, ed ecco che per quei 15 giorni in cui lasciamo appassire le uve perdono l'acqua in eccesso, ma naturalmente gli ospiti che passano in cantina continuano a dire mamma mia, ma che brutta che è quest'uva. Pare che il motivo della scomparsa di quest'uva sia stata proprio questa sorta di aspetto estetico che nella leggenda si narra non piaceva né ai bambini e neanche agli uccelli. Dal punto di vista visivo è un rubino tendente al granato di grande consistenza. Il profilo olfattivo è didascalico, ci porta su note fruttate, la marasca, la mora, il mirtillo, i frutti di sottobosco, ma anche un aspetto terziario, evolutivo, legato a sensazioni speziate di pepe, sensazioni anche di chiodo di garofano, alcune note anche leggermente balsamiche. Il sorso diventa veramente importante, è secco, caldo, di buona morbidezza, ma resta pur sempre quella nota rustica, quella nota tradizionale che lega probabilmente ad abbinamenti anche del territorio questo vino. Ci troviamo quindi
con l'azienda Firmino Miotti, una delle aziende più importanti dell'area di Breganze, e con il Curuaio, quindi quest'uva e questo vino unico e particolare da valorizzare, soltanto 2 ettari in coltivazione. Ci spostiamo a Verona, siamo nell'area della Valpolicella a raccontare un'uva rara, si parla di Dindarella, in una tradizione che è quella della produzione di grandi vini conosciuti in tutto il mondo, ottenuti con una tecnica di appassimento delle uve. Bene, anche quest'uva, così difficile, così da trovare, nella sua tecnica di produzione sostiene un appassimento nei graticci, un appassimento che porterà probabilmente delle note di rotondità al vino stesso. Stiamo parlando dell'azienda Aldegheri, siamo a Sant'Ambrogio della Valpolicella, quindi nella parte più occidentale, ma sempre nella zona classica, area che risente dell'influenza benefica anche del lago di Garda, quindi zona particolarmente evocata per la produzione di vini di alta qualità. Quindi un'uva rara che ci porta all'ottenimento di un vino attraverso in cantina addirittura una macerazione di 40 giorni sulle bucce. La concentrazione dal punto di vista cromatico la si vede anche sul calice, quindi un rosso rubino già tendente al granato. Del resto questa è un'annata comunque già 2016, ha già qualche anno alle spalle. Il movimento è decisamente importante sul calice stesso. E dal punto di vista del profilo olfattivo andiamo a ripercorrere il tema dell'aspetto floreale, della violetta, una violetta appassita, il frutto che diventa una marasca quasi sotto spirito in confettura, ma sono soprattutto delle note evolutive che vanno a caratterizzare questo profilo olfattivo, quindi delle sensazioni quasi animali di cuoio, un ricordo di terra, di humus, un ricordo di macchia mediterranea, quindi delle sensazioni piuttosto complesse che creano grande fascino in questo profilo olfattivo. Ecco, l'assaggio ci riporta su questa rotondità tipica di questa tecnica di appassimento delle uve che appartiene proprio alla zona, appartiene proprio all'area della Valpolicella. Quindi quest'uva, la Dindarella, che va a valorizzare un territorio e che la ritroviamo sul calice con un eco di quelle che sono le tecniche di appassimento delle uve, ma con una personalità decisamente propria. Chiudiamo allora il nostro viaggio attraverso la biodiversità veneta, materie prime animali e vegetali che sono state trasformate abilmente dallo chef Diego Scaramuzza dell'agriturismo La Cascina di Mestre e dalla sua brigata. Tra questi ringraziamo anche Marco Weirich di Post dal Pago, Giampaolo Breda dell'Ice Veneto che ci ha accompagnato attraverso la degustazione di 7 vini da 7 vitigni autoctoni del Veneto. Grazie.